un po' di cose l'abbiamo prese qua, bla bla bla. Vediamo di buildare, ma le missioni non mi interessano del momento. Vediamo se finisco di buildare quel cazzo di deck. Un po' di merda, vabbè. I livelli 200, vabbè. Easy. Allora, vediamo un po'. Uno, due, tre, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 21 servirebbero 210 coupon UR, maronna, dove cazzo li prendo? È un problema, sì, purtroppo è un cazzo di guai. Ogni volta, cioè, purtroppo la Sony ha delle... tutti i miliardi che tiene, però non sa fare una cosa decente. Infatti l'unica cosa sarà in futuro prendere per forza una scheda di acquisizione e facciamo dal computer, almeno da là sicuro non si stacca. Però per il momento ci dobbiamo arrangiare così. Allora. Questo se non sbaglio la regalo, cioè la regala. Se devo accattare. Una rottura di palle enorme, sì. Ma me le piglio, ma che me ne foto. Vediamo che ne esce. Pienza porta un po' di fortuna. Vediamo un po'. Chiesto quello giù. Non le conosco manco ste carte, ma che cazzo sono? Oh, zitta, che forse. È una SR, una super rara. Però anche uno là. Ma che è sta cosa? Paradiso perduto. No. Vabbè, dopo le scartiamo. Oh, però Zanji dei 6 samurai. Dovrebbe essere simpatico fare il deck pure 6 samurai, però non lo so, ma vediamo.
Ah sì, pure lui lo stream. Quello è uscito da poco, è uscito... Aspetta un attimo. Questa cosa... Quello è uscito da poco, Master 2, Lenzo, stavo dicendo. Quindi, cioè, se non sbaglio sono proprio questione di giorni. Fino adesso io e Peppe abbiamo giocato a due Links, che non so se lo conosci, è sempre Yu-Gi-Oh! Però una modalità diversa, che è anche su mobile. Questo qua perlomeno l'hanno messo su PlayStation, così almeno posso portarlo. Che altrimenti su mobile come cazzo facevo? E... Ah, vabbè. Col Plus c'erano 50 pacchetti, ma il Plus mi è scaduto. Attenzione, l'arcobaleno, il Cristo che esce, la Madonna che si apre, attenzione. Addirittura. Chi essere? Drago, cometa, nero. No, per gli occhi rossi non mi interessano gli occhi rossi. E vabbè, è andata come è andata. Era la nuova. E questa l'abbiamo presa. Vabbè. Torniamo indietro. Jesus. Allora, server tra modifica deck. Quindi adesso manca sta cazzo di Max C di merda, Pleiade, quest'altro gay. Il big cannone. Questo sta nei pacchi normali che non li posso aprire. La devo generare per forza. Fanculo. Qua mi sa, se non sbaglio, qua mi sa che la cam mi conviene metterla a sinistra, vero? Provo a mettere un attimo la cam a sinistra. Allora, cerchiamo di essere più rapidi e veloci possibili. Divisione trasmissione. Sezione trasmissione. Postazioni avanzate. Bla 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 bla. In alto a destra, in alto a sinistra. Perfect. Che professionals. 3 ore e 20 per fare sta. Allora, vediamo un po' che possiamo buttare nel cesso. Questo non si può buttare, sapete? No, ovviamente. Questa cosa. Questo no.
questo non so manco che cazzo sia, va bene. Questo mi serve. Io direi questa qua non serve a un cazzo, no? Arrivederci. Poi questa mi serve, questo che è? Bravo Xyz Requiem Oscuro, 3 mostri di livello 5. Ma deck ribellione oscuro non mi interessa, via, vai via. Vai via, vai via, vai via. Perché bla bla bla, chist. Se un mostro da quest'altro no, non ci interessa, non ci interessa, però ne tengo una copia, quasi quasi me lo tenga. Però sei bestia, che mannaggia fa? Vada via il Q. Mettendo. Poi che Madonna di Lourdes è questa? Ninjutsu della Jesus. Che sta facendo persone il mostro ninja, perfetto, i mostri ninja non li tengo. Poi questo mi serve, questo non lo so, però me la conserverei, questo mi serve. E abbiamo finito le ultra rare. Generiamo questo. Generiamo altra. Dio cane, quanto cazzo. Facciamo tutte e tre. Arrivederci. Poi quest'altre due. Vediamo un po'. Tanto ce l'ho nelle salvate, sì, quindi le posso togliere per il momento e le rimetterò quando è il caso. Allora mettiamo una copia in più di questo Gaio. Il gemello ci sta. Poi Chimeratech non lo leverei. Ah, sta pure chistato, però mia, che palle. Allora 13. Possiamo metterne altre due carte collegate. Vediamo un po'. I collegazzi metto. I collegazzi. Cristo. Chimeratech l'abbiamo detto che l'abbiamo messo, il finale l'abbiamo messo, possiamo mettere questo. Che tra l'altro non è manco male. C'è un effetto che dura 3 anni e mezzo. Solo per leggerlo, perfetto. E per il momento lo salviamo. Lo salviamo. Mentre negli occhi blu, mi piaci tu, nel deck occhi blu ci sono vari problemi anali. Tra i quali questi che non mi posso mandare. Non mi posso inventare. Ma tutti chi sta? Probabilmente
Possiamo più ottenere le tue cimità con carte bandite. Questa fa distruggere quella carta. 3000-2004. Acquisti invece, crea l'ancillotto. Uomo acquisti. L'uomo per acquisti. Poi, anche se. Vabbè. Allora. No. Ehi. Togliamo questo. Come staple che metto? Max C. Mettiamo questo. Poi mettiamo. Leviamo sto occhi profondi. Ma occhi profondi, no, ma che cazzo? Mostra resuscitato ce l'abbiamo. Leviamo questo tifone. Metto questo. Poi un cazzo. Gille tutte. Dice, ma chi lo perché Pep sta da te? Che cazzo metto? No, non sto da te. Metto la Caddomaria, forse è andata solo a prenderla. Quindi stai per diventare zio. Diventerai presto zio. Ma c'è problemi loro. Allora. Che si può mettere Dragon? Andiamo su internet. No, su internet. Io metterei Reigeki comunque. Metterei Reigeki e forse la Giara di Dio. Ma anche lei viene. Ma leviamo sta troia qua, leviamo questa. Mettiamo chi cazzo mettiamo? Io porco. I have no idea. Metto per forza. Come si chiama? Primavera là. Proviamo. Ma se non sbaglio ci stava una carta che si chiama Verità qualcosa. Non mi ricordo come cazzo si chiama. Questa? No. Come cazzo si chiama? Come cazzo si chiamavamo quella carta, madonna mia. Cazzarella. E come cazzo si chiama? Figlio di un dio. Bravo. Frattempo mettiamo da parte le pianine. Già le resignate. Ovviamente ultra raro. Ma ci mancava pure che mi era ultra raro. Che cazzo vai. Dove c'è? Allora. Qua che la devo togliere.
Mettiamo un attimo da parte per un momento. Ok. E mettiamo cazzo metti carte collegate. Questo già sta dentro. Oddio, era questo, vera luce. Scusate, ma perché non la devo mettere questa carta? Qual è il senso di non metterla? Andiamo a testa. Bello. Promesso livello 8, ma chi è questo? Attenzione, Tammy Abraham, un giocatore incredibile. E ha fatto un assist pure, no? Ma mi sa che mi rombo cazzo stessi che lo fanno da calcio. Allora, vediamo un po'. Nel frattempo qua vediamo se tipo macchine di livello 8 non ci interessa. 3 mostri livello 8. Numero 87, revisione della notte. Aspetta un effetto di questi effetti. Chi sei? Draculione. Il coglione. Che genererei tanto per il meme. Poi questo Draglubione. Se fai un po' questa per staccare un materiale, prendi 2 mostri numero drago, ma mi versa il tuo extra deck. Questo non è male. Mostri numero però è un problema, cioè rebagavigliani, mostri numero. Mostri numero. Mostri numero. Vediamo un po'. Mostri numero con rarità. Massimo cerchiamo numero.
Sette peccati della morte. E sono... Ah, numero 46, Dragoglione, sì. Possiamo altri due, chissà, non abbiamo appena fatto. Boh, mettiamone questo. Possiamo generare qualcuno di simpatico. Un po'. Drago Earth. Ma è normale, io la genero questo. Boh, proviamo un attimo sto deck a cazzo. Enzo, non so se stai ancora in live, ma per caso mi sai dire perché coppa l'applicazione Abram mi dice che ha fatto doppietta e diretta.it mi dice che ha fatto un gol solo? What's the problem? Mano semi-umana sembra. Ma ci metterà 8 ore e 9 giorni. Ah, ma devo iniziare io. Ok. Questo, così possiamo mandare una pietra. Perfetto, se la mettiamo qua e questo lo settiamo. And the face.
Che è questo piecoro? Trappolatrice mantis. Una piecora. No. Questo deck non lo conosco, ma chissà che cazzo fa. E che cazzo fa? Non lo conosco proprio, sto archetipo. Carte tra... alle carte buco, oddio. No. Va bene così. Allora. Non c'è Mario. Allora. Vediamo un po'. Scartiamo la pietra per prendere il drago bianco, occhi sborrati, ocre. Trucco trappola qui? Trucco trappola. Non l'ha annullato. Così il salvataggio obbligatorio. Dio cambia. Oddio, questo è l'archetipo per le trappole, madonna mia. Madonna mia. No, me l'ha distrutta. Vaffanculo. Mi avevo notato. Allora. Dai, madonna. Non mi dire che le può attivare già da adesso. Non lo conosco, sta archetipo, io non lo conosco. Giudizio che va. Perfetto. E un altro. Quindi come la mettiamo, no? Max C, vabbè, non ci interessa. Non devo fare altre vocazioni. Per me bisognerebbe distruggere questo. No? Poi la cosa Evoco rompe il cazzo. Madonna mia. Vabbè. Possiamo mettere drago vermiglio. Sì, almeno gli leviamo un'altra carta trappola là sotto per cazzo. Come pescherà, ovviamente. Pare. Ok. Grazie.
dal cazzo. Buco trappola, ma posso toglierlo con il drago spirito dopo, vabbè. Dipende che c'ha là sotto. Non c'è niente, dimmi che non c'è niente, non c'è niente, si gode. Madonna putrefatta. Genere efficiente. Ok. Siamo nel gold. Quindi cominceranno ad arrivare pezzi di merda a non finire. Proviamo. Allora, ragioniamo. Quando c'è mostra resuscitato, quindi mi va bene mandarlo al Ciametava. Che c'ha? Ah no, io. Non ci interessa. Parlate qui. Gli mandiamo la pietra. E arrivederci, grazie. Poi ah cazzo, devo mandare prima il drago bianco. Ora sono un coglione. Sono un cazzo di coglione. Ma ce la pigliamo nel culo, ce la pigliamo. Invochiamo l'abisso. Se nel caso ce lo distrugge, ce lo troviamo dentro al cimitero. Già il giapponese già mi sta urtando. Già mi sta urtando grandemente. Questo adesso ci metterà la vita per fare le sue combo. Carta coperta. Carta coperta. Mettine un'altra per sfizia. Ok. Sa che cazzo ci sta là sotto. No, fastidio. Che fastidio come danno. Questo lo vedrei così posso prendere un altro tuner in mano. Cosa succede? Cosa c'hai? Cosa hai lì coperto?
Gradirei questo. Poi, per gradire, prenderei l'altro drago vermiglio. Così. Oh. C'ho qualcosa coperto che rompe il cazzo, no? Perfetto. Allora. Mandiamo il saggio. Navigazione magica, oddio. Chiama Max C. Questo c'è il deck mago nero. Il deck mago nero. Lo odiavo pure su due links. Il deck mago nero. Madonna che palle là a noi. Evocane un altro. Evocane un altro. Animale, evocane un altro. Perfetto. Ok. No. Drago alternativo. Questo è schifo. Non mi fa niente. Pesca solo. Se magari ti muovi. Allora, activation. Tu muori. Innanzitutto. Così per gradire muori. Allora, non sono mosso da attaccare, non è mosso. Non è mosso. Chiedo, va bene. Signore pietà, Cristo pietà. Signore pietà, Cristo pietà veramente. Ma perché l'ha messa lì? Allora, venite qua da patina, venite da patina. Ma già l'ho evocato per il drago alternativo. A meno che posso fare niente. Posso fare niente. No, posso fare niente. No, questo gli dura per stendere, ma non mi capisco. Una volta per turno.
Oddio, una lotta per tu. C'era quella carta, madonna mia. Non fare cose strane. Ma gioca come una persona normale. Che fa sta cosa? Un'anima immortale dato esegue normalmente specialmente mago nero, razza nera. Faceva stare uno di quei mostri, per fare una tua cimità mago nero, razza mago nero, un nome diverso. Ma sai che poi dopo non puoi attaccare, sì? Spero tu lo sappia. Ok. Mettiamo l'effetto di Merc Drago Vermiglio. Riprendiamoci il saggio. Non mi ricordo se va nel cimitero o in mano. In mano, perfetto. Devo solo passare il turno, mio cavo. Mio cavo. Cazzo, devo mettere il deck spolverino delle arpie, non l'ho messo. Porca puttana. Vabbè. Frate, non puoi attaccare. Ti interessa? Abbiamo già tutti i drive che ti servono. Mo' innanzitutto proviamo così per togliere dal cazzo sto stronzo. Che fa quando è nel cimitero? Vabbè, perfetto. Possiamo fare un altro. Oh. Possiamo. Il nostro fucilato. Ce lo prendiamo proprio noi quello. Direi. Ma me lo prendo proprio io. È mio. È il mio tesoro. Poi possiamo attivare Drago Abisso, se non sbaglio, però non funge al momento. Solo che questo non si attiva. Ma non c'è niente da spostare con la mano, quindi che cazzo lo sposto? No. Proviamo a fare le vocazioni Xyz di questo. Vediamo come funge.
Aggiunge. Aggiunge. Aggiunge invece. Aggiunge che sì. Fratellone, che cosa vuoi attivare? Dimmi tutto. Ok. Adesso se attivo la pietra e mi riprendo in mano il drago alternativo. Che cazzo sta? Aspetta. Non lo posso rievocare. Già l'ho evocato. Infatti. Vabbè. Questa coperta per gradire. Non posso spaccare non mi devo fare una cosa che attacco. Che resta? Io avrei messo qualche drago bianco e occhi blu in più. Sono 3, il massimo è 3. In realtà lo sto provando adesso perché l'ho buildato da poco, quindi non so manco se ha costruito chissà come bene oppure no. Ho messo stick, si sa cazzo. Non si sa cosa vuole fare questo personaggio giappo-cinese. Riesco a capire perché ci mettono così tanto per giocare gli avversari, veramente. Ci mettono una vita. Metti più occhi blu, andò. Cazzo, c'ho 3 draghi bianchi, 3 draghi alternativi. Ragazzo sta. Un drago spirito. Un drago abisso.
Un quarto di deck. Sei un amico di Peppe? Sei un amico di Peppe nel senso che lo segui o sei proprio un amico di Peppe? Ci sono troppe carte perché è pensato diversamente. Questo vuole emulare un po' il TCG, cioè il gioco reale. Quindi ci sono un po' tutte le carte, se non tutte, non so se l'hanno messe tutte. In effetti potrebbe essere un po' comico per chi inizia. Finalmente ha fatto una mossa questo. Però vabbè, se ti vedi un po' le liste delle carte del meta che c'è adesso, potresti buildartelo un deck. Ah, compagni di università, perfetto. Ovviamente io no, Drago Occhi Bianchi, Occhi Blu non è meta al momento, però visto che lo giocavo quando ero giovane, che problema lo uso. No, si possono giocare, penso, tutte le carte, c'è una lista di limitate e proibite che bisogna seguire, però tecnicamente tu puoi fare quello che vuoi. Occhio di Timai, ma che sta facendo questo? Ah! What the fuck? Vabbè, tu sei morto, sicuramente. Se mi attacca questo magari... boh. No, no, me l'ha tolto. Non ho capito. Ah, perché questo c'è il cazzo di circolo del mago, è vero, mi sono dimenticato. Mi sa che questo duello è andato al bar, perché l'attacco di quello sta aumentando a dismisura. Sì, è andato veramente al bar. Cagare. Allora il mago nero, madonna mia.